Carissimi lettori del Quotidiano del Piave, il comune di Tarzo è il primo comune ad aver varato degli incentivi per chi ristruttura. Incentivi che arrivano a pochi giorni dalla candidatura UNESCO che è diventata realtà. Siamo venuti qui a Tarzo per capirne qualcosa di più. Sindaco Vincenzo Sacchetta, il suo comune con il 90% del territorio nella core zone è il comune più UNESCO di tutto il territorio. Una bella responsabilità. Sì, il comune di Tarzo rientra quasi nella totalità come core zone, quindi abbiamo circa appunto il 90% di territorio ricoperto appunto da questa grossa responsabilità, perché alla fine essere patrimonio UNESCO, essere all'interno della core zone vuol dire responsabilità da parte di tutti, sia di noi come comune che dobbiamo amministrare, ma anche di tutte le attività e tutte le realtà commerciali e non solo, ma anche i singoli cittadini che vivono all'interno di questa zona. Già in campagna elettorale si pensava e si voleva incentivare il recupero dei centri storici. Abbiamo dei bellissimi luoghi, Fratta, Colmaggiore, Nogarolo, Arfanta, Resera, che meritano di essere recuperati. Ci sono degli edifici che hanno un pregio architettonico di valore e quindi cade giusto adesso a pennello il fatto che riusciamo, grazie anche a delle risorse e qui mi complimento col lavoro fatto dal vice sindaco Gianangelo Boff, all'interno del bilancio comunale riusciamo a trovare delle risorse per incentivare quelli che sono i recuperi di questi edifici. Secondo lei, a parte gli incentivi, perché una persona potrebbe venire ad investire e a vivere qui a Tarzo? Siamo vicini comunque a due cittadine, perché siamo a circa 10 km da Vittorio Veneto e 10 km da Conegliano, siamo serviti da tutti i servizi pubblici, abbiamo le corriere che passano circa ogni ora, ma qui a Tarzo si vive, sul comune di Tarzo si vive comunque in un ambiente sano tra le colline e quindi abbiamo il pregio e la fortuna di vivere su un territorio caratterizzato a livello così paesaggistico. I laghi di Revine Lago e Tarzo. Anche per loro questa candidatura UNESCO potrebbe rappresentare la svolta. Questa sera in Consiglio Comunale abbiamo approvato un regolamento che va ad incentivare il recupero dei centri storici e fra qualche settimana proprio all'interno dei laghi Tarzo Revine ci saranno i campionati italiani di canoa, quindi un giusto premio ai nostri laghi e visto anche tutto l'interesse che sta suscitando a livello di turismo, questo è solo un tassello che va ad aggiungersi alle tante attività che attorno ai laghi si stanno creando. Con il patrimonio UNESCO finalmente questo auspicato salto di qualità turistico per tutto il territorio è la volta buona. È la volta buona. Già devo dire che in questi ultimi anni il territorio della vallata, Tarzo e non solo, si è dimostrato essere pronto e capace a soddisfare quelle che sono le esigenze di questi tanti turisti che stanno arrivando. Questo nuovo tassello, questo nuovo premio che ci è stato riconosciuto, penso sia questo slancio che forse ci mancava e che ci permetterà di guardare avanti con tanto ottimismo, con tanta voglia di fare, non solo come amministratori pubblici, ma anche la cittadinanza stessa sento che sta avendo e sta percependo l'importanza di questo riconoscimento UNESCO e quindi questa voglia anche di pensare a qualcosa di nuovo per i nostri territori.